pronti per la partenza della prossima gara, categoria cadette, un giro piccolo e un giro grande. Partite. 10 atleti alla partenza. Dell'atleticazione, adesso appena la vedrò sul vestino. Dai Ale, va bene, cerca di starli sotto. Va bene lì Michele. Dai, aspetta che molto benissimo. Garber Elisabeth in testa, seguita da Frick Sara e poi il gruppetto con Vernesoni, Gentilini, gruppetto consistente di 6-7 ragazze. 2.05 il primo passaggio a 500 metri. In bella spinta Garber Elisabeth. Seguita da Frick Sara, che è stata riassorbita dal gruppetto inseguitore con Vernesoni Lisa, che sta superando e cercando di colmare il gap con Garber Elisabeth. Vai Ale! Al terzo vediamo Gentilini Alessia, terzo posto. Lisa Vernesoni sta correndo. Dai Lisa, dai! Impostando un buon ritmo, vorrebbe quasi riuscire a portarsi da... Dai Lisa! Dai Michela! Dai Ale! Dai Michela! Dai Michela, non risparmiare niente! Dai Michela, dai Alessia! Dai Lisa, dai! Dai Chiara, passa un po' più forte, vai! Al secondo posto si sono avvicendate e troviamo Gentilini Alessia e terza Vernesoni Lisa. Ricordiamo il papà sta facendo tutte le riprese di queste gare giovanili. No, invece è Passardi Michela al secondo posto. E terzo posto Vernesoni Lisa, seguita da Gentilini Alessia. Categoria cadetti alla punta.
Dai Lisa, dai, dai! Affrontano la discesina e lo strappo, sta affrontando la brava Garber Vicky, Elisabeth credici e fino in Bettina fondo. d'arrivo. Dai, non mollare adesso. Dai Lisa, dai! Dai, fino in fondo. Dai Lisa, dai! Cambia passo adesso. Adesso, L'arrivo vittorioso di Garber Elisabeth per lo sport tecnico. Seconda Michela, passata alla Tecnica Teione, terza Gentilini Alessia, sempre della Tecnica Teione, e quarta Lisa Vernesoni. Tutte queste gare si potranno vedere online su Dolomiti Film, grazie alle riprese di Vernesoni, il papà di Lisa. Ecco l'arrivo anche di